del mio nuovo libro, dobbiamo contestualizzare i fatti. Quello che è accaduto negli scorsi 2 giorni con il candidato alla presidenza della regione Lombardia per il centrodestra, l'avvocato Attilio Fontana, che per aver evocato la parola razza bianca è stato automaticamente condannato come un razzista, ci fa comprendere che siamo in una fase avanzata della decadenza della nostra civiltà, dove si interviene per vietare l'uso di alcune parole. L'articolo 3 della nostra Costituzione dice chiaramente, ce l'ho qui, faccio prima a leggerlo: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È vero che la moderna antropologia genetica ci dice che il codice genetico delle persone è sostanzialmente identico. Quindi si vuole superare il concetto di razza inteso in senso genetico, ma l'obiettivo di chi oggi vuole eliminare l'uso della parola razza è quello di eliminare le differenze che ci sono tra persone che appartengono a paesi diversi, a culture diverse, a religioni diverse, a civiltà diverse. E questa diversità è parte integrante della nostra realtà e aggiungo anche della nostra ricchezza. Si vuole in parallelo eliminare l'uso della parola clandestino, laddove esiste nell'ambito giuridico il concetto di clandestino, di clandestinità, del reato di clandestinità. Siamo in una fase in cui si tende a destrutturare, a scardinare quelle che sono le fondamenta della nostra umanità e della nostra civiltà per omologare, omogeneizzare una umanità all'insegna di un meticciato, abbattendo le frontiere, le identità nazionali e localistiche e quelle che sono le fondamenta della nostra umanità, a partire dal nostro essere persona, dove la persona è calata in un contesto dove ci sono valori, dove c'è la